Nell'ambito delle progettualità che via via che le stiamo documentando per voi si vanno ad intersecare, quindi tra turismo sportivo, turismo ciclopedonale, per non parlare poi delle territorialità che vengono recuperate alla vivibilità dei cittadini, alla sostenibilità anche di un turismo che qua è di casa, siamo arrivati quindi a Daffi. Dire Daffi significa parlare di un centro tra i più importanti e noti di questo vasto circondario che è l'entroterra gardesano, il Val do Garda. Ma forse oggi con il sindaco e il suo terzo mandato, pensate un po', Roberto Bonometti, andiamo a scoprire qualcosa di più. Come? Proprio attraverso ciò che il GAL ha finanziato e che il sindaco adesso ci espone. State attenti anche a dove siamo. Dico bene, signor sindaco? Sì, esatto. Siamo proprio sul percorso che gira intorno a questo bellissimo monte che si chiama il Monte Moscal. Questo percorso che grazie al GAL abbiamo realizzato ci dà la possibilità di finire un qualcosa che avevamo iniziato noi qualche anno fa. Un percorso quindi a disposizione dei turisti e qua anche attraverso l'ambito della strutturazione autostradale che avete qua attorno, siete fortunatissimi, ma anche della cittadinanza e del comprensorio tutto. Come è stato realizzato questo percorso che vediamo peraltro battuto per bene con la ghiaia, penso, dell'esistente? Abbiamo voluto mantenere un po' sia dal punto di vista visivo, cioè come colore, e sia dal punto di vista della ghiaia, la ghiaia del posto. Pertanto questo percorso è rimasto un po' nella naturalezza di come era prima. Signor Sindaco, si parte qua da Daffi, ma in realtà ci faccia capire il tracciato di questo percorso, dove appassa e dove arriva. Allora, diciamo che il percorso nasce vicino alla chiesa, dove c'è un bellissimo bicigrill dove si può parcheggiare le auto e pertanto la nostra partenza è lì. Da lì si parte, si va verso il Monte Moscal, si passa proprio dove siamo noi adesso, si guarda il centro storico, bellissimo centro storico che abbiamo, piccolo ma molto tenuto bene, si arriva nella nostra contrada della Caorsa, e da lì si risale sulla strada, diciamo, principale il percorso per arrivare alla nostra contrada di Incaffi. Da lì si riscende per andare dietro il Monte Moscal con la vista sul lago di Garda e si ritorna, diciamo, ecco, alla zona della chiesa per riprendere la macchina. Il tutto nell'ambito territoriale vostro? Tutto nell'ambito territoriale nostro, non si sconfina da nessuna parte. Il tutto ringraziando il GAL Val d'Olesenia. Questo è scontato, io ringrazio veramente il GAL e tutti coloro che hanno collaborato e hanno voluto darci una mano per questo progetto. Grazie signor Sindaco. Grazie a voi.